Ancora un incidente mortale nel tratto dell'autostrada 4 tra Portogruaro e San Stino. A perdere la vita un 45enne originario di Valdobbiadene, ha tamponato con l'auto un tir. Sarà riaperto al traffico solo domani pomeriggio lo svincolo della tangenziale, dove ieri un tir ha perso il suo carico da 45 tonnellate, ingenti danni che si aggirano sui 100.000 euro. Le nuove indicazioni per AstraZeneca ritarderanno la campagna vaccinale, così il presidente di AIFA Palù, che giudica efficace il richiamo con un vaccino diverso e dice sia la somministrazione agli adolescenti. Odissea con la carrozzina in città, a raccontarle in una lettera inviata al sindaco di Treviso il castellano Paolo Berro, costretto sulla sedia a rotelle da 23 anni. Parco Eolo imbrattato dai vandali, la polizia locale è già sulle tracce dei responsabili, l'invito è quello a farsi avanti, l'amministrazione ribadisce la tolleranza zero. 7.847 studenti da domani impegnati nella Marca con l'esame di maturità per il secondo anno causa Covid, niente prove scritte, solo orali. A Treviso presentato il programma dell'estate incantata al Via Venerdì insieme a mostre e stagione concertistica. Il comune punta a ridare slancio alla città fin da questi primi mesi di riapertura. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È l'ennesima tragedia stradale in A4 ad aprire questa sera il nostro telegiornale. A perdere la vita nel pomeriggio di oggi un uomo di 45 anni nativo di Valdobbiadene, Roberto Sartor. È rimasto incastrato nella sua Punto Bianca dopo aver tamponato violentemente un camion e non ha avuto nessuno scampo. Un 45enne trevigiano, l'ennesimo morto sul tratto maledetto della 4. Sono da poco passate le 15.30, a pochi metri dal casello di San Stino di Livenza, in direzione Venezia, quando l'auto tampona il mezzo pesante. Il veicolo si conficca sul retro del furgone, l'abitacolo viene letteralmente schiacciato. Per l'uomo alla guida, originario di Valdobbiadene, è una trappola mortale. Immediato l'allarme con Autovie Venete, che chiude il tratto autostradale nel nodo di Portogruaro San Stino per consentire l'arrivo dei soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Per il 45enne però non c'è nulla da fare, non resta che constatarne il decesso. Chiusa l'uscita obbligatoria di Portogruaro per chi proviene da Trieste, così anche l'allacciamento della 28 A4 in direzione Venezia. Sulla viabilità ordinaria è il solito caos. Sul posto hanno operato per l'intero pomeriggio i vigili del fuoco, il 118, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete per la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza. A occuparsi dei rilievi la polizia stradale, mentre la società concessionaria fa sapere che al momento dell'impatto non c'erano né code né rallentamenti. Precisazione tutt'altro che scontata trattandosi di uno dei nodi più neri della viabilità nord-est, con il tratto finito nella polemica anche in questa primavera 2021 per l'escalation di incidenti stradali troppo spesso con esiti tragici. E ritorniamo a parlare del camion che ieri ha perso il suo carico, un pistone di 45 tonnellate. Il tratto di tangenziale nei pressi dello svincolo di Lancenigo rimarrà chiuso fino a mercoledì pomeriggio. Una parte della carreggiata sarà comunque interdetta alle auto perché è stata danneggiata per quasi 100 metri. Il pistone d'acciaio caduto dal camion ieri ha provocato un buco profondo 20 centimetri. Per quanto riguarda la stima dei danni si dovrebbero aggirare sui 100.000 euro. Eventuali sanzioni per il camionista, la polizia locale di Treviso fa sapere che non sono ancora stati elaborati i dati del cronotachigrafo. Veniamo ai temi del Covid, perché oggi Giorgio Palù, il trevigiano Palù, presidente di AIFA, era presente a Palazzo Balbi con il governatore Zaia ed è ritornato sulla questione del richiamo AstraZeneca. L'AIFA si è unanimemente espressa nei suoi organi, nelle sue commissioni, per quanto riguarda la vaccinazione eterologa, l'utilità di farla. Aveva già espresso ovviamente quello che era il suo parere per quanto riguarda i vaccini a vettore adenovirale, che è meglio utilizzarli solo sopra i 60 anni, sia AstraZeneca che Johnson & Johnson. Su richiesta del ministro Speranza, ieri AIFA ha certificato come ente regolatore le indicazioni relative alle somministrazioni di AstraZeneca per gli under 60. Questa rimodulazione, spiega il professor Palù, provocherà inevitabilmente qualche ritardo nella campagna vaccinale. Possiamo prevedere che il generale Figliolo, invece di chiudere il programma vaccinale come aveva promesso
diciamo con oltre il 60% della popolazione vaccinata, la ritarderà a settembre. Il presidente AIFA entra nel merito della decisione dell'ente regolatore, chiamato a fare un'attenta valutazione rischi-benefici. Quando il virus circola poco, io non posso permettermi di perdere neanche un solo soggetto che abbia un'età di 30-40 anni, dove i rischi sono maggiori. A proposito dei richiami con Pfizer e Moderna per gli under 60 vaccinati con AstraZeneca, Palù, pur comprendendo lo smarrimento dei cittadini, punta il dito contro la moltitudine di informazioni che hanno caratterizzato questi mesi, poi rassicura. L'eterologa è sicura, nonostante il rapporto dell'Università di Oxford, sono usciti almeno 6 lavori che dimostrano che quella reattogenicità che si credeva superiore con l'eterologa in realtà non c'è. E mentre il mondo guarda con preoccupazione alla situazione in Gran Bretagna, dove spaventa la variante Delta, il presidente AIFA torna sull'efficacia dei vaccini. Sappiamo però che la vaccinazione, soprattutto con mRNA, è efficace, non solo blocca la malattia, ma blocca l'infezione nel 90% dei casi, la doppia somministrazione. E vi garantisco che anche quei casi che si vedono di variante cosiddetta Delta o indiana nel Regno Unito sono soggetti che hanno avuto una sola dose. È vero, ne hanno riscontrati anche in Finlandia in soggetti bivaccinati, però erano soggetti dell'età superiore a 85-90 anni. Da qui un messaggio ai genitori degli adolescenti ancora indecisi se sottoporre i propri figli alla vaccinazione anti-Covid. È importante vaccinarsi anche negli adolescenti, soprattutto per gli altri, per interrompere la catena del contagio, ed è il modo migliore di far fronte alle varianti. AIFA quindi dice sì al cosiddetto mix di vaccini, alla vaccinazione eterologa, e su questo vi interroghiamo questa sera nel nostro consueto sondaggio di Ring. Vi fidate di questa indicazione di AIFA? Se sì, vi fidate del mix di vaccini? Il numero è quello verde 0422 1626 691, se no non vi fidate, il numero è quello in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio questa sera a Ring a partire dalle 21:15. Ma c'è poi il fronte della cura, non ci sono soltanto le vaccinazioni, sono ben 300 i pazienti Covid nella Marca Trevigiana che sono stati trattati finora con il plasma iperimmune. Intanto le donazioni e la raccolta non si fermano. Il plasma iperimmune è stato dato a circa 300 pazienti della Marca Trevigiana. All'appello hanno risposto oltre a 3.000 persone guarite da Covid, e poi la selezione via via da legge ha determinato una biobanca intorno alle 400-450 unità di plasma iperimmune. La direttrice della medicina trasfusionale del Cafoncello traccia un bilancio del primo anno e mezzo di attività della biobanca del plasma iperimmune, voluta con forza dalla Regione Veneto già nel corso della prima ondata Covid. All'appello rivolto ai pazienti guariti dal virus e lanciato nel maggio 2020, nella Marca hanno risposto in migliaia. Per il centro di Treviso si è così aperto un nuovo filone trasfusionale con la selezione dei donatori che dovevano rispondere a determinati parametri. Quello del plasma iperimmune ha segnato un'importante svolta nella cura dei pazienti Covid, fino a quel momento trattati con antinfiammatori e cortisone. L'uso di una sieroterapia immunizzante passiva poteva sicuramente altro che fare bene, ecco, perché dava l'anticorpo specifico anti-spike al soggetto. E anche in questa fase di flessione della curva epidemiologica, le donazioni e la raccolta di plasma iperimmune non si fermano. Non ci sono stati ordini diversi, per cui comunque abbiamo giornalmente persone che ci contattano, che contattano il servizio della medicina trasfusionale per rendersi disponibili avendo superato il Covid. Il caso dell'operatrice sanitaria che ha manifestato contro la vaccinazione obbligatoria ai sanitari, segnalata dall'ULSS 2 all'ordine professionale. Il direttore generale Benazzi dice inaccettabile pensare che un nostro collaboratore protesti contro i vaccini. Sentiamolo. C'è un decreto legge 44 che noi andiamo a rispettare. In secondo luogo non possiamo pensare
pur nella libertà, nel libero arbitrio, che un collaboratore nostro vada in piazza a protestare contro i vaccini, visto che lavora all'interno di un'istituzione che è l'azienda sanitaria, che ovviamente giustamente predica la vaccinazione. Così il direttore generale dell'ULSS 2 sul caso dell'operatrice sanitaria che avrebbe preso parte ad una manifestazione contro la vaccinazione obbligatoria per i sanitari, per di più senza indossare la mascherina. Abbiamo segnalato ovviamente il caso all'ordine professionale, alla Presidente dell'Ordine, a quale farà poi le sue giuste valutazioni per la sospensione chiaramente come operatrice sanitaria. E dall'altra parte questa signora è Novax, immagino lo sia perché questo lo sa solo il nostro medico competente che ha già segnalato i dati alla Commissione. Poi ci sarà una commissione interna fatta di specialisti che andrà a valutare ovviamente le certificazioni che hanno loro portato tramite i loro medici per evitare la vaccinazione causa patologie di un certo tipo. E sul fronte dei dipendenti ULSS 2 che hanno presentato le carte per sottrarsi alla vaccinazione anti-Covid, una speciale commissione sta vagliando le motivazioni su circa 160 persone. Noi abbiamo aperto proprio degli slot, dei campi perché i nostri dipendenti che non vaccinati si vaccinino. Noi ci auguriamo, almeno pare, che già qualcuno si sia già iscritto per vaccinarsi. Intanto la vaccinazione procede a ritmi serrati, con più di 9.000 dosi inoculate al giorno e l'apertura di nuovi slot riservati a chi vuole vaccinarsi per poter partecipare a matrimoni. Abbiamo aperto anche oggi ulteriori 280 slot, quindi spazi, perché abbiamo tante richieste. Però ricordo a tutti, l'ho ripetuto anche ai CUP che danno risposte, ai nostri centri, che se si vuole andare ai matrimoni bisogna avere la vaccinazione completa, oppure si può fare il tampone. Quindi sposarsi ai tempi del Covid, una questione non soltanto sanitaria, vediamo. Partecipazioni, fiori, bomboniere e Green Pass. Questa è la voce che i futuri sposi devono aggiungere quest'anno alla lista di cose da organizzare in vista del giorno più importante della loro vita. Giugno è un mese di grande lavoro per chi si occupa di matrimoni, perché alle cerimonie fissate per il 2021 si aggiungono quelle in programma l'anno scorso e rinviate causa pandemia. E stando ai dati, i banchetti nuziali saranno concentrati soprattutto nei mesi estivi, fino a settembre, a pesare infatti il timore di una recrudescenza del virus come è accaduto un anno fa. A garantire una maggiore sicurezza a sposi e invitati ora arriva il Green Pass, il certificato che familiari e amici dovranno presentare attestante l'avvenuta vaccinazione, la negatività al test oppure la guarigione dal Covid. Molte le coppie che hanno deciso di rivolgersi per i preparativi a wedding planner, affidando loro il compito di agevolare gli invitati per il certificato. Ci siamo chiaramente informati su quelle che potevano essere delle convenzioni con degli enti che si occupano di fare dei tamponi. Ma non sempre gli invitati riescono a sottoporsi al test entro le 48 ore precedenti alla cerimonia e così alcuni sposi hanno deciso di allestire fuori dalla chiesa un punto tamponi. Il poter avere anche volendo un infermiere o dei medici che fanno proprio il tampone in loco fuori dalla chiesa. Questo si può fare e lo abbiamo messo in piedi in caso di necessità. Per agevolare sposi e invitate negli ultimi giorni l'ULSS 2 ha implementato la disponibilità di posti per le vaccinazioni. Questa cosa della corsia preferenziale sta funzionando veramente bene, vedo che chi non l'aveva già fatto il vaccino adesso ne sta usufruendo tra gli invitati, perché basta presentarsi con l'invito e funziona effettivamente. Per le coppie del 2021 il giorno perfetto passa anche attraverso queste accortezze. Un abbraccio vale anche questo, quindi il poter festeggiare un po' più tranquillamente, più in sicurezza, vale anche offrire un servizio così. La cronaca ci porta a Susegana per una rapina, identificato dai carabinieri un ventenne. Ha minacciato con un taglierino un coetaneo un ventenne della zona per rubargli l'orologio di valore, un cronografo Maserati. Poi è fuggito. La rapina è avvenuta lo scorso 1° aprile in un parco pubblico di Mareno di Piave. Alla vittima, uno studente universitario, non è rimasto che andare dai carabinieri e presentare una denuncia. Immediate le indagini. Dopo le prime indicazioni fornite, gli uomini dell'Arma hanno iniziato a controllare un malvivente residente a Susegana, già conosciuto per piccoli furti e spaccio. Gli ulteriori approfondimenti svolti dai militari dell'Arma hanno portato
portato all'identificazione dell'autore del gesto. Si tratta di un ventenne di Susegana nulla facente. Il giovane, fra l'altro, è stato riconosciuto sia dalla vittima che dai testimoni che si trovavano il giorno della rapina nel parco. Il ventenne è stato deferito all'autorità giudiziaria per rapina. Torniamo adesso a Treviso per parlare di barriere architettoniche. Odissea con la carrozzina in città. A raccontarla è Paolo Berro, che poi ha scritto una lettera al sindaco Mario Conte. Caro sindaco, Treviso mi è sempre piaciuta e ho avuto la fortuna di visitarla tantissime volte, prima e dopo del mio incidente in auto. A parlare è Paolo Berro, da 23 anni in carrozzina. Dopo essere stato in città ha preso carta e penna ed ha scritto a Mario Conte. Mi dispiace tanto dirtelo, ma nemmeno a Roma ho trovato tante difficoltà come mercoledì 2 giugno a Treviso. Tutto molto bello fino a quando sono sceso dalla mia auto attrezzata, ma poi l'inferno. Abbiamo trovato comunque dei cantieri aperti che purtroppo non mi consentivano di poter girare agevolmente né per le strade né per i marciapiedi, tanto che alcune volte eravamo costretti a montare sui marciapiedi e poi a scendere dove c'era uno scalino abbastanza importante. Non solo, ma scrive Paolo, pavimentazione con porfido piena di buche e completamente sconnessa, lavori su strada con passaggi alternativi non accessibili. La mia ragazza era molto in difficoltà perché comunque faceva molto fatica, abbiamo dovuto chiedere al ragazzo che era con noi di darmi una mano. La richiesta al sindaco è semplice. Chiedo di stare attenti e di fare in modo che le persone con reali difficoltà possano fruire della città più facilmente. Immediata la risposta del sindaco Conte. Questa amministrazione ha talmente tanto a cuore il tema dell'accessibilità che stiamo investendo dai 150 ai 200.000 euro all'anno per andare a sistemare tutte quelle che sono le situazioni critiche. Ovviamente c'è tanto da fare, ma tanto è stato fatto. Il primo cittadino ha poi voluto percorrere la strada fatta da Paolo. A onor del vero ci sono due percorsi fattibili, uno attraversando la piazza e, come potete vedere, al netto delle imperfezioni naturali del porfido, buche non ce ne sono, mentre qui mi vengono citate buche peggio del Comune di Roma, oppure può percorrere questo percorso pedonale che attraversa Piazza Aldomoro. Da qui senza scalini può raggiungere il locale che ha scelto qui in Vicola Barberia, poi è ripartito per andare al ristorante, quindi è ritornato verso Piazza dei Signori. Come vedete l'attraversamento è perfettamente regolare con le rampe, si mette nel marciapiede e dal marciapiede può raggiungere tranquillamente il ristorante che lui ha scelto senza trovare alcuna buca stile Roma e alcun ostacolo che è stato indicato. Rimaniamo a Treviso per parlare del parco Eolo imbrattato dai vandali. La polizia locale è già sulle tracce dei responsabili, l'invito è quello a farsi avanti. Sono cose che l'amministrazione Conte non tollera assolutamente e bisogna avere rispetto delle strutture e delle aree pubbliche che sono a favore di tutti. Tolleranza zero, la linea ribadita dall'amministrazione nei confronti di chi ha imbrattato con scarabocchi e bombolette le rampe dello skate park del Parco Eolo, area verde tra via Rota e via Brigata Marche. 9.000 metri quadri rinnovati a dicembre che contano sull'ausilio di 4 telecamere di videosorveglianza. Le immagini dimostrano che sono stati un gruppo di ragazzini e invitiamo i ragazzini a presentarsi in comando, perché questo solleverebbe la loro posizione. Ricordo che l'imbrattamento e il danneggiamento di area pubblica è un reato che è perseguito, ripeto, penalmente con delle sanzioni molto pesanti, quindi invitiamo i genitori e invitiamo i ragazzini a farsi vivi presso il comando. Scritte e scarabocchi che potrebbero costare molto più di una bravata, da cui l'invito ai responsabili a presentarsi al comando prima che vengano rintracciati e rischino conseguenze penali. Questo tipo di violazione prevede 2 sanzioni, una di natura amministrativa, 400 euro con il regolamento comunale, ma anche essendo un danneggiamento di cosa pubblica un reato, per cui invitiamo, ripeto, queste persone responsabili a farsi vive, perché potrebbero anche sostituire la sanzione di natura penale con dei lavori socialmente utili. Episodio isolato anche grazie ai controlli costanti del nucleo di contatto urbano che da gennaio ad oggi è stato impegnato in circa 500 servizi appiedati nei parchi urbani, volti sia a prevenire questi comportamenti vandalici sia a fornire assistenza a chi frequenta i parchi.
Al via domani anche nella Marca gli esami di maturità 2021. Ieri si sono insediate le 183 commissioni d'esame composte da un presidente esterno e dagli insegnanti interni. Saranno 7.847 gli studenti impegnati nelle prove per il secondo anno causa restrizioni legate al Covid solamente orali. Niente scritti dunque per i ragazzi, ma dall'ufficio scolastico provinciale sottolineano come si tratti comunque di un esame completo, di una adeguata verifica delle conoscenze dei ragazzi, una formula che più di qualcuno suggerisce di mantenere anche nel post-pandemia. Ci sono poi i temi economici con i rincari dei prezzi delle materie prime segnalati dalle categorie, in particolare dagli artigiani. Ci vuole un osservatorio europeo dei prezzi, la risposta dell'assessore regionale Marcato. Purtroppo nel momento in cui riparte un po' l'economia si trovano anche le imprese a non essere in grado di fornire preventivi perché il costo delle materie prime è schizzato. Stanno cercando di venire fuori da questa crisi, ma sulla loro testa incombe il continuo e costante rialzo dei prezzi delle materie prime. In sofferenza le piccole imprese. Aumenti, dicono, per quanto riguarda le materie prime non energetiche, che arrivano anche al 33,4% rispetto ad un anno prima. Ricordo che i materiali che hanno avuto aumenti forti al netto del petrolio sono quasi tutti. Io credo che su questa partita ci sia sì una questione domanda-offerta, ma purtroppo la crisi finanziaria del 2008 non ci ha insegnato tanto e i governi dovrebbero anche trovarsi per capire chi su queste materie fa anche speculazione. L'allarme è stato lanciato da Confartigianato. Sulla questione è intervenuto anche l'assessore regionale Marcato. Hanno perfettamente ragione. Questo è un dramma. Ecco. Ancora una volta però l'Europa si dimostra non all'altezza delle aspettative, perché so perfettamente che c'è la libera concorrenza, so perfettamente che se uno decide di aumentare i prezzi lo può fare, tutto quello che vogliamo, la libertà di impresa, tutto quello che vogliamo, ma una capacità di calmierare aumenti di prezzi irragionevoli e assolutamente speculativi, questo sì. Poi aggiunge: quei prezzi vanno calmierati perché, ripeto, non c'è nessun motivo tecnico per cui il prezzo del legno in alcuni casi sia decuplicato, non c'è nessun motivo tecnico per cui il ferro costa così tanto. Perché cosa è successo per quanto riguarda il ferro negli ultimi 4 mesi? Cosa è successo? Nulla, sono speculazioni. Una soluzione potrebbe essere, spiega Marcato, avere un osservatorio dei prezzi europeo che possa agire effettivamente, e questo sarebbe vitale. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per parlare di Estate Incanta, il calendario di eventi dell'estate trevigiana. I turisti che stanno ritornando, i molti trevigiani che rimarranno in città, per loro il programma degli eventi estivi a Treviso, l'Estate Incantata 2021, si arricchisce. Avremo più di 100 eventi in oltre 40 piazze cittadine tra il centro e i quartieri, alzando ancora la qualità, eventi tutti gratuiti, e quindi direi che i trevigiani potranno sicuramente sia in centro o nei quartieri trovare delle serate, soprattutto all'insegna dell'allegria, della serenità, ovviamente in totale sicurezza. 4 mesi di appuntamenti, un nuovo festival di teatro al Del Monaco per sostenere le compagnie di professionisti a lungo fermi per il Covid, masterclass di street dance per i ragazzi e la gettonatissima rassegna Cine d'Epoca che, in sinergia con il Museo Collezione Salce, sarà dedicata a Renato Casaro e proporrà alcuni dei film che ha illustrato nelle sue locandine. Si comincia questo venerdì a Santabona in via del Galletto, ma in programma ci sono anche 3 proiezioni speciali con la macchina a carboni Victoria con pellicole arrivate direttamente da Cinecittà. Abbiamo approfittato dei mesi di lockdown proprio per lavorare insieme agli artisti e tutti i direttori artistici per poter partire veramente in bomba, perché credo che mettere in piedi una rassegna così sia veramente qualcosa di importante. Insieme alle mostre appena inaugurate e alla stagione concertistica, l'Estate Incantata punta
a dare subito alla città fresca di riaperture una spinta per ripartire. Calendario più ricco, ma per il comune la spesa è stata inferiore, poco meno di 90.000 euro, il resto lo fanno Camera di Commercio, associazioni di categoria, sponsor privati con accordi annuali o triennali. Come trevigiani possiamo essere orgogliosi di tutte le realtà che ci hanno supportato e soprattutto di tutti gli artisti che si sono messi a disposizione. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano la campagna vaccinale con l'Ulс 1 Dolomiti che sta lavorando su due fronti, over 60 e under 60. Vediamo come. Io credo che i nostri cittadini che ricevono questa proposta di sostituzione della seconda dose di vaccino AstraZeneca con vaccino Pfizer o Moderna la possano raccogliere con favore. Questo è l'appello che facciamo sotto i 60 anni per completare rapidamente il ciclo vaccinale. C'è il supporto della scienza, di AIFA e del CTS. Quanto basta all'Ulс 1 Dolomiti per lanciare un messaggio preciso? Quello di non avere timori e completare il ciclo di immunizzazione. Chiudere entro l'estate la campagna vaccinale, del resto è la priorità della sanità bellunese, che in queste ore si sta rivolgendo anche agli over 60 che finora per motivi diversi non si sono ancora presentati negli hub. In tutta l'Uls 1 sono 9.000. Queste 9.000 persone le stiamo raggiungendo una ad una con una lettera invito, con il supporto delle amministrazioni comunali e con la medicina di famiglia. Contiamo entro agosto, massimo settembre, di raggiungere una copertura molto alta, quasi assoluta in questa categoria. Vaccinazioni che vanno di pari passo con un attento contact tracing, tracciamento che sta battendo più che altrove gli indici di incidenza del virus, e questo in una provincia che all'inizio della seconda fase pandemica aveva avuto numeri da record. Abbiamo un'incidenza settimanale, vale a dire la somma dei casi registrati in una settimana, tra le più basse d'Italia. In Italia l'incidenza settimanale è di 20 casi ogni 100.000 abitanti, in provincia di Belluno l'incidenza settimanale è di 6 casi ogni 100.000 abitanti, quindi meno di un terzo rispetto all'incidenza nazionale. Insomma, ci sono anche le buone notizie e la giornata mondiale dei donatori di sangue è stata occasione per l'Uls 1 per tracciare il bilancio del 2020, in cui sono state effettuate presso i vari punti di raccolta ospedalieri dell'unità operativa complessa di medicina trasfusionale provinciale 13.000 donazioni, 11.820 di sangue, 1.162 di plasma e 18 di plasma iperimmune Covid-19. Grazie alla generosità dei donatori, si legge nella nota, l'Uls 1 è uno dei dipartimenti della regione in cui le donazioni sono sempre state superiori ai consumi, permettendo così di dare un importante contributo a sostegno anche di altri territori. E a pochi giorni dal taglio del nastro già fioccano le prenotazioni per la mostra al Seminario Gregoriano di Belluno in occasione dei 700 anni della morte di Dante. Nel 700° della morte di Dante, il Seminario Gregoriano di Belluno espone uno dei più antichi esemplari della Divina Commedia, insieme ad alcune opere dell'artista bellunese Graziano Damerini, che presentano suggestioni dantesche collocate nella cornice del chiostro gotico, una mostra dal titolo simbolico che invita alla speranza, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Il messaggio che dovrebbe poi accompagnarci dopo aver visto questa mostra del codice loliniano sia proprio il messaggio della speranza a cui noi guardiamo, una speranza che lungi dal toglierci dalla realtà ci fa tenere gioiosamente i piedi su questa terra, ma sapendo che gli occhi e soprattutto il cuore devono essere rivolti altrove. Fulcro delle celebrazioni dantesche è il Seminario Gregoriano di Belluno, l'antico convento francescano di San Pietro, sede di due importanti biblioteche storiche, la Gregoriana e la Loliniana, di proprietà del capitolo della cattedrale, dove si conservano una serie di manoscritti unici, tra cui il prezioso Codice della Divina Commedia della metà del Trecento, protagonista della rassegna. Il primo, e su tutti, è il Codice Loliniano 35, prodotto dall'officina scrittoria di Francesco di Sernardo da Barberino pochi anni dopo la morte del sommo poeta.
un'opera eccezionale, considerato uno delle coppie, diciamo, della commedia più importanti anche dal punto di vista della correttezza del testo. La mostra resterà aperta fino al 18 luglio con il seguente orario: i sabati e le domeniche dalle 14.30 alle 18, il lunedì dalle 9.30 alle 12. In ultima battuta vi ricordo l'appuntamento con Ring questa sera a partire dalle 21.15. In studio Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, Raffaele Speranzon, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, Federico Caner della Lega, assessore regionale al turismo e all'agricoltura, Alessandro Berton, presidente di Union Mare, Beppe Carletti, fondatore e anima dello storico gruppo dei Nomadi. Non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora da Belluno e Treviso, e quindi tutto. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Benvenuti al meteo. È sempre l'alta pressione a dominare l'Italia, dunque bel tempo ma con qualche improvviso temporale. Andiamo nel dettaglio per capire meglio le aree maggiormente a rischio. Sul Veneto situazione di mercoledì 16 giugno decisamente buona, sarà soleggiato salvo per una locale nuvolosità medio-alta. Maggiori addensamenti sui rilievi, specie su quelli dolomitici, dove sarà possibile anche qualche rovescio o temporale a partire dalle ore centrali. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, tanto sole ovunque, cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento al mattino, dal pomeriggio qualche acquazzone a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime infine sui 31-32 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.